Questo messaggio vorrei che arrivasse al Presidente della Repubblica, che dedicasse un minuto del suo tempo a leggere questa notizia, chiamiamola notizia, ma tragedia, e far riflettere per riuscire a cambiare le leggi. So che è difficile, so che è impossibile, però bisogna provarci. Un minuto è questo che chiede Alain Fragasso al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pochi istanti per fare giustizia e per provare a correggere i titoli di coda di una storia tragica, il cui finale non si può più riscrivere. Non torneranno tra le braccia dei loro cari Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, le due cugine morte nello schianto in A28, travolte dal SUV di Dimitar Trajkov, scappato dal luogo dell'incidente, trovato dagli agenti di polizia nella sua casa di Pordenone, casa dove da ieri l'imprenditore 61enne è tornato a scontare gli arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico, una decisione che non trova pace nelle famiglie delle vittime. Una cosa così non doveva passare liscia, questo non doveva uscire il giorno dopo, doveva essere tenuto dentro. Qui non ci sono leggi che purtroppo per chi ammazza è sempre libero, è cosa, gli va sempre bene. Io voglio giustizia, solo giustizia, chiedo che questo venga messo dentro per sempre, nient'altro. Mia figlia non posso riaverla indietro, neanche mia nipote. Sono arrabbiato, sì, tanto arrabbiato. Veramente, mi ha distrutto la vita di tante persone, di tante famiglie. E oggi alle 14 il riconoscimento delle salme da parte delle famiglie all'ospedale di Udine, dove sono ancora ricoverate in condizioni gravi le due figlie di Sara Rizzotto, salve per miracolo. Bambine, una di 2 anni e mezzo e l'altra di 4 mesi, a cui da questa mattina è stata dedicata una raccolta fondi, segno di una comunità toccata nel profondo che nei prossimi giorni si ritroverà a ricordare le 2 ragazze scomparse con una fiaccolata nel centro di Conegliano e non solo. Penso che nei prossimi giorni ragioneremo per istituire magari una giornata che ricordi queste ragazze, magari dando un premio o qualcosa agli studenti meritevoli. Cercheremo di ricordare, perché non bisogna solo ricordare nel momento della disgrazia, ma ricordare che nei prossimi anni la figura di 2 ragazze che avevano una vita davanti e purtroppo questa è stata cancellata in un giorno tragico. Intanto Alain attende una risposta dal Presidente della Repubblica. Si può dedicare un minuto, non pretendo tutto il gioco, non pretendo niente, un minuto, e faccia riflettere e dica che qua bisogna fare qualcosa. Io ho il cuore infranto, mia moglie ha il cuore infranto, siamo tutti distrutti, mio cognato, tutti.